Veneto Agricoltura ha svolto un'indagine sul pesce che si mangia fuori casa, nei ristoranti, trattorie, fast food, focalizzando l'attenzione sul pesce azzurro. Questo, nonostante il basso costo e tutti i benefici che apporta, è poco consumato da chi mangia fuori casa. Essendo un pesce estremamente disponibile nell'Adriatico, sarebbe il caso di potenziare la domanda, soprattutto per quanto riguarda sardine, alici e sgombri. Il campione di consumatori della costa adriatica testato ha compreso 3.165 maggiorenni dal 1 al 12 luglio di quest'anno. Tra i consumatori abituali la percentuale maggiore consuma maggiormente crostacei e pesce bianco. Il pesce azzurro si colloca solo al quinto posto. A preferirlo sarebbero gli over 65, residenti per lo più verso il centro-sud Italia, a basso reddito e a bassa scolarità. A frenare il consumo sarebbe per il Triveneto la difficoltà nel reperirlo nei ristoranti. Anche se ora non sembra essere il piatto preferito, visto il prezzo e i benefici che apporta, potrebbe diventarlo in futuro.